Baby Left Me, questa Rox su Radio In. E noi torniamo all'attualità, no? È come sempre una delle stelle che orienta il tuo percorso, l'attualità. Lo è quando parliamo di rassegne, di festival, e già quest'oggi abbiamo parlato di diversi appuntamenti che stanno proprio per prendere il via. L'altro punto di riferimento dell'attualità sono le uscite dei film. Sono le uscite e il nostro orgoglio, Eliana, anche in questa terza stagione mi piace riprendere ciò che hai detto del nostro Open Day Cinema, e quello soprattutto di amplificare il lavoro straordinario dei talenti siciliani. Ecco, usiamola di più questa parola talenti, e devo dirti che rivedendo un po' la nostra carrellata di interviste da 3 anni a questa parte, siamo oltre 400 interviste, veramente ne abbiamo percorsa di strada. Punti? Cioè, possiamo ritirare un set forse di YouTube pentole. dovrebbe premiarci. Ok. Devo dirti, tra attori importanti, famosi, internazionali, ma anche e soprattutto siciliani, ci siamo posizionati bene nell'immaginario collettivo, e ci mancava Francesco Scianna, che io ho avuto l'onore di conoscere nel 2010 a Venezia. 2010? Sì, perché si presentava Baria di Giuseppe stato Tornatore, e lui era il protagonista assieme a Margaret Madè, e quindi lo conobbi lì, l'ho seguito in questi anni nel suo percorso di carriera straordinaria, e ci siamo rivisti prima dell'estate. Tu pensa che nonostante questa carriera straordinaria ci sta concedendo questo grandissimo onore di averlo qui con noi quest'oggi dopo il già in collegamento. Francesco Scianna, buongiorno. L'onore è mio. Che bello, Francesco. Bentrovati. Buongiorno. Senti, dove sei? Possiamo dirlo? Sono in un paesino nascosto in questo momento. E ripresi mi in sarebbe piaciuto corso? molto essere presente, ma lo rifaremo, spero, quanto prima, perché insomma il contatto dal vivo è molto diverso. Però siamo riusciti, Sì. dai. Volevo farti venire un piccolo senso di colpa dalla locandina che ho messo alle spalle. Dal 10 al 14 luglio ha tenuto un workshop bellissimo su atletica emotiva, intelligenza scenica, liberarsi nel gioco dell'arte. E tu volevi partecipare, non c'era posto per Scinardo? Qual è il No, non motivo? c'era posto per me, non avevo il È fisico. stato escluso perché Ivan è troppo bravo. Hai capito? Meraviglia che non sei altro. No, vabbè, l'avevo messa alla fine questa cosa, ma mi piacerebbe tantissimo che ne parlassi. Questi corsi intensivi mi hai affascinato quando ci siamo visti nel mio ufficio, ed è stato veramente bello, perché poi hai importato quasi una tecnica americana, dove tu stesso hai fatto da cavia a questi corsi su cui lavori molto sul corpo, sul fisico, che sono anche abbastanza duri. Ma allora, guarda, il tutto nasce circa 6 anni fa. Io mi trovavo a Londra per studio, appunto per uno di quei miei ritiri di ricerca con dei maestri che insomma ho cercato negli anni un po' ovunque, e poi a un certo punto era come se fossi un po' gravido, nel senso pieno di cose da voler condividere, perché dicevo io, ok, ho la possibilità di studiare in America, in Francia, a Londra, a Madrid, però vorrei condividere adesso tutto quello che ho acquisito, e soprattutto magari con delle persone che non hanno la possibilità di farlo, perché per varie ragioni sono legate magari a una regionalità, e il luogo migliore per farlo per me era Palermo. Quindi diciamo che appunto 6 anni fa ho fatto il primo corso al TMO, grazie anche ai ragazzi che hanno fatto un'organizzazione splendida, ed è stata un'esperienza meravigliosa, perché chiaramente noi siamo sempre tendiamo a voler essere guardati, voler essere apprezzati e riuscire nel nostro, però devo dire che la condivisione è stato forse un momento di amore
veramente importante che non mi aspettavo, cioè condividere quello che io ho acquisito negli anni, darlo agli altri e portare gli altri a raggiungere insomma un superamento di sé. Quello è stata veramente veramente la sensazione è incontenibile, cioè quello che poi ti restituiscono, vedere anche loro ai primi passi come se ricordassero il tuo sforzo di quando ero magari piccolo, e portare loro a un superamento è stato forse uno dei momenti più emozionanti della mia carriera. Bellissimo Francesco, ma tra l'altro per te inconsciamente è anche un po' un ritorno alle origini, no? Alla Sì. sperimentazione, al metterti in gioco. Sì, diciamo, stare dall'altra parte è tutt'altro luogo, anche per una responsabilità, perché chiaramente, insomma, dal titolo che tu hai letto del corso un po' si evince, diciamo, non è un lavoro tecnico, usa sicuramente delle tecniche che io negli anni ho acquisito, però c'è un lavoro emotivo molto importante che è imprevedibile, nel senso tutti gli esseri umani hanno una parte emotiva alla quale spesso hanno accesso, spesso no, e attraverso la tecnica attoriale andiamo ad attingere a luoghi che magari vogliono rimanere un po' coperti da un mantello, però il mestiere dell'attore richiede anche un accesso molto agile, per quello parlo di atletica, perché comunque è un allenamento, è come un danzatore, cioè dobbiamo allenare anche la parte emotiva a fuoriuscire e a servire il personaggio lì dove la storia lo richiede, e quindi è un lavoro molto importante e molto difficile da parte mia, perché non essendo questo ancora non l'ho capito, cioè se è perché faccio l'attore o perché anche i maestri la vivono così, però diciamo la partecipazione nel momento in cui c'è un travaglio dell'attore io la subisco tanto, quindi per me a livello anche emotivo e psicologico è molto difficile poi guidarli per far sì che il luogo sia sempre un luogo in sicurezza, perché chiaramente io non posso sapere a livello emotivo cosa succede. Per esempio in quest'ultimo corso ho avuto una ragazza minorenne che non mi era mai successo, e quindi la responsabilità per me era doppia, perché comunque era una ragazza molto giovane e non sapevo che tipo di conseguenze quel lavoro emotivo potesse portare, però è stato sorprendente perché anche lei, che se non sbaglio aveva 16 anni, in scena poi sembrava una quarantenne, cioè riusciva veramente con grande libertà a trasformarsi. Questo è molto, molto bello da vedere. Però sembra che tu ci abbia preso gusto anche a fare È un po' sì. l'insegnante. Il coach. Vedi, perché sì. aveva quel sorrisino di chi Sì. non vede l'ora anche di poter No, ma poi rivestire questi panni. nelle No, pause è molto veniva da me emozionante. sudatissimo ed era bellissimo, cioè la sua gioia era incontenibile e inevitabilmente la contagiava, proprio perché aveva proprio un feedback da questi ragazzi, da questi giovanissimi. Tra l'altro Francesco sono davvero felice perché la tua adesso è una piccola lezione di cinema e di recitazione. Molti nostri ascoltatori sono giovanissimi, giovani aspiranti attori. Uno lo abbiamo di Il fronte a nostro noi, il nostro regista, volevo arrivare lì, a Marco Perlongo, mi raccontava Non lo vedo, di però. questa sua esperienza. Ti possiamo fare sentire la sua voce, ti può salutare da Va qui. bene, È possibile va bene. ascoltare la mia voce ma non vedermi. Ciao Francesco, benvenuto. Ciao, sì, grazie. E quindi nulla Francesco, mi piaceva adesso invertire quella scaletta e parlare del workshop, ma siamo qui perché poi il buon Roberto Bisesti ci bacchetta se non parliamo del film, perché poi è stato il gancio del... Certo. È in sale, è uscito da pochissimo, ne vogliamo parlare, però visto che ci siamo C'è dilungati anche il un po', trailer. diamo spazio alla musica. C'è Gianni Morandi con Anna Della Porta accanto, e noi nel frattempo ci spostiamo sulla nostra pagina di Facebook, dove siamo in diretta streaming e dove possiamo anche guardare insieme delle immagini. Conversazioni con altre donne è un film appena uscito al cinema, è tuttora in sala. Abbiamo avuto l'opportunità di vedere già alcune immagini del trailer, ma soprattutto abbiamo questa mattina l'onore di avere con noi in collegamento Francesco Scianna, ed è a lui che chiediamo di raccontarci questo film. Ma allora, è un film che definirei un po' una danza a due. La forza della storia sicuramente sta anche nella scrittura, e credo che ci siano proprio delle origini teatrali in questa scrittura. Il film originale, perché questo che abbiamo fatto noi è un remake, è un film secondo me molto ben riuscito, quindi quando mi è stata proposta questa storia, avendo visto il film originale e percependo la potenza di quello che era il racconto,
sicuramente non ho avuto dubbi nell'accettare questa sfida. Poi appunto La danza a due con Valentina Ludovini, che trovo essere un'attrice straordinaria, con cui già avevo lavorato in passato in un altro film che si chiama I Milionari, e questo film secondo me dava la possibilità a entrambi di poter giocare anche con una qualità attoriale molto, molto interessante, perché il film racconta questo incontro tra due figure, un uomo e una donna, di cui non capiamo un po' lo storico della relazione. Sono due persone che si conoscono al matrimonio, sono due persone che sono state insieme, sono due persone che flirtano, sono due persone che giocano, si provocano. Quindi diciamo che il film è come se fosse piano piano un denudamento dell'anima in realtà. Più loro si incontrano, più loro si scambiano dialoghi, sguardi, provocazioni, più entrando all'interno della storia ed entrando all'interno di uno spazio, perché il film prima è quasi tutto svolto all'esterno, poi entriamo dentro una struttura che non voglio svelare, è come se entrassimo nell'anima veramente dei due personaggi, e lì succede un po' come un'immersione nell'irrazionale, cioè in quello che scatta in un incontro d'amore. Abbiamo accesso a delle parti di noi che non si possono controllare, che non possiamo prevedere, e quindi questo era molto bello perché un po' credo tutto il pubblico si possa ritrovare in questo tipo di dinamica, e poi perché partecipiamo veramente alla perdita del controllo di questi due personaggi, di queste due figure, per poi risolvere o no alla fine quello che può essere una storia d'amore tra due persone che veramente sono due anime gemelle, ma l'amore è un luogo veramente misterioso che può sorprenderci sempre e spesso ci spiazza, e i due personaggi sono molto spiazzati da questa alchimia, da questa affinità elettiva che però la vita non si sa dove li porterà. E quindi è un film molto elegante, molto delicato, sorprendente. Poi ci sono le musiche di Paolo Fresu, come diceva Ivan, che è un grandissimo artista, e siamo onorati di avere il suo letto musicale, insomma, che accompagna la storia, e quindi veramente molto bello. Francesco, mentre parlavi d'amore, inevitabilmente mi veniva in mente quel capolavoro di libro che è Innamoramento Amore del compianto Francesco Alberoni, che ci ha lasciato soltanto un paio di settimane fa, a cui ero tanto legato, perché mi ha voluto alla direzione del Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo, ma mi aggancio a quest'opera prima di questo giovane regista che è Filippo Conz. È come lavorare con un regista al suo primo lungometraggio, Francesco. La mia domanda è anche un po' tendenziosa e di parte, perché lavorando con i giovani talenti e vedendoli un po' crescere come dei pulcini che diventano aquile, poi avere una responsabilità anche da parte della produzione di guidare due attori del vostro calibro nella prima uscita non è cosa da poco. No, assolutamente. Diciamo, sicuramente la parte intima di come Filippo ha vissuto la direzione diciamo mia e di Valentina, quella non la posso conoscere realmente, perché quello è la sua intimità, quindi forse è un mistero pure per lui, non lo so. Per quanto mi riguarda, io ho sempre molta fiducia diciamo nelle persone che incontro, e anche per le scelte che fanno. Diciamo, la scelta racconta molto della persona e dell'artista. In questo caso io ho conosciuto Filippo, che comunque non è un ragazzino, nel senso che ha 45 anni se non sbaglio, comunque ha già avuto una bellissima carriera come montatore con dei riconoscimenti importanti, quindi avevo già fiducia in lui. Incontrandolo ho trovato davanti a me un uomo con una grandissima conoscenza, e questo mi ha dato molta sicurezza e serenità nel poter affidarmi a lui. C'è stato un grandissimo scambio anche proprio sulla sceneggiatura, sui personaggi. Lui si è affidato molto a me e Valentina, e quindi diciamo che non abbiamo avuto problemi dal punto di vista della inesperienza. Magari appunto lui ha la sua opera prima. Sul lavoro lui è stato secondo me straordinario, perché ci ha messo nella condizione di
un po' volare liberi. Significa che nel momento in cui tu hai una scrittura così forte, così teatrale per certi aspetti, in realtà è come se tu avessi una griglia nella quale muoverti, che ti dà sempre un po' una sicurezza. Le griglie però possono anche intrappolarti, certo. ma io e Vale avevamo molta fame di rischiare, di giocare, di sperimentare, e quindi lui ci ha messo la condizione di una grande libertà, che poi questo ha fatto sì che secondo me la sceneggiatura stessa esplodesse in tutte le sue possibilità. Meraviglia. Quindi in realtà è stato un lavoro molto, molto sereno, sicuramente difficile per i tempi, perché non abbiamo avuto tanto tempo, però nel momento in cui tu hai un partner che è sempre in ascolto con te, sempre che alza la posta in gioco, è difficile che si creino attriti, difficoltà, insomma è stata una bella sfida, ecco. Senti Francesco, non so se è prevista una presentazione nel circuito distributivo a Palermo del film e se sarai presente. Allora, guarda, è una richiesta che io ho fatto perché sinceramente mi aspettavo che uscisse contemporaneamente in tutta Italia. Visto il periodo, visto che siamo anche durante Venezia, ho capito che la distribuzione sta un attimo aspettando, per evitare, insomma, che chiaramente più sono le sale peggio è per certi aspetti a volte. Quindi stiamo aspettando, credo che potrebbe anche in settimana palesarsi la possibilità di un'uscita. Non dovesse essere adesso, io cercherò di mettermi in contatto e mi piacerebbe molto presentarlo e noi ci saremo, Francesco. Faccelo sapere, perché vogliamo essere lì Lo in sai. fila, ovviamente. Assolutamente. Io e poi farò una diretta così sono un tuo fan. dimostrerò se ci siete o meno. E allora noi ti ringraziamo intanto per averci portato all'interno di Conversazioni con altre donne, per averci portato anche nel tuo rapporto con la recitazione, non soltanto la tua ma anche quella delle giovani leve, visto che Ivan è stato testimone oculare anche di questo workshop estivo, con l'augurio appunto che magari se ci sarà una prossima occasione, come possiamo augurarci per il bene dei tanti e delle tanti giovani amanti del cinema, del teatro, della recitazione, speriamo di poterne parlare, di poterlo raccontare immediatamente. Intanto ti ringraziamo veramente tanto per averci dedicato questo tuo tempo. Grazie di cuore a voi e ripeto, spero a presto nello studio. Grazie Francesco, me l'avevi promesso, questo è un impegno. A voi, verrà realizzato. Sarai qui in mezzo a noi. Grazie Francesco Scianna, oggi protagonista di Open Day Cinema Radio In. Adesso dritti Ciao. verso l'ultima pubblicità di questa mattinata, fra poco.